Non la classica protesta, ma un modo provocatorio per portare alla ribalta un problema serio e grave. Una partitella nel cuore della via Dante ad Agrigento. A sfidarsi commercianti e residenti, l'obiettivo è stato quello di sollecitare interventi da parte del comune per l'immediata riapertura della via Volpe, chiusa dal 6 marzo scorso per il cedimento di una porzione del costone in tufo, che ha provocato l'interdizione del traffico in una delle arterie principali della città, quella che costeggia la bretella di collegamento tra le vie Dante e 25 aprile. E soprattutto ha provocato danni ai tanti commercianti della via Dante che nelle ultime settimane hanno visto calare i propri volumi d'affari. E così, dopo la plateale protesta nei giorni scorsi con i cartelli affissi sulle saracinesche dei negozi, ecco la partitella di ieri pomeriggio, per la cronaca vinta dai commercianti. I giocatori in campo hanno indossato una maglietta nella quale chiedono che la via Dante diventi un problema di Serie A. Evidentemente qualcuno ha deciso che la via Dante deve ritornare agli anni 60, anni in cui i bambini giocavano per le strade. Infatti invito TVA a mandare in bianco e nero queste immagini, perché ritengo che siamo tornati indietro di 50 anni. La via Dante ormai è quasi una strada chiusa, resistiamo semplicemente perché la frana che c'è in atto in via dell'Annunziata non è ancora stata dichiarata talmente pericolosa da interdire anche questa strada, per cui diciamo che in questo momento si viaggia quasi a senso unico. Con questo flash mob oggi i commercianti e i residenti di via Dante vogliono far vedere a chi forse ancora non lo sa che qui si vive un disagio giornaliero, problemi per chi accompagna i figli a scuola, per chi deve andare al lavoro, per chi spera di vivere del proprio lavoro con le proprie attività commerciali, per cui speriamo che questo simbolico messaggio possa giungere a chi di dovere. E a proposito di crolli, potrebbero essere conclusi entro la fine dell'estate i lavori di messa in sicurezza del costone del Palazzo Crea al Viale della Vittoria, interessato dalla frana del marzo 2014. L'attenzione di quest'ultima tranche delle opere dovrebbe interessare la parte più grave dello zoccolo di tufo, che si trova a dirimpetto alle abitazioni, ovvero quella dal quale ad inizio del marzo 2014 si staccarono i blocchi più grandi, che andarono a spezzare alcuni dei pilastri del Palazzo Crea.